Attraccata nel porto di Chioggia la più bella nave del mondo, l'Amerigo Vespucci. La nave scuola fu varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia. Partì completamente allestita il 2 luglio alla volta di Genova, dove il 15 ottobre del 1931 ricevette la bandiera di combattimento, nelle mani del suo primo comandante Augusto Radicati di Marmorito. Dal 1946 al 1952 è stata l'unica nave scuola a vela della Marina Militare Italiana, fino all'entrata in servizio dell'Ebe, un brigantino golletta costruito nel 1921. A partire dal 1955 è stata affiancata ad un altro veliero acquistato dalla Francia e ribattezzato Palinuro. Attualmente l'Amerigo Vespucci è la più anziana nave della Marina Militare ancora in servizio. Il motto della nave, ufficializzato nel 1978, è «Non chi comincia, ma quel che persevera», ed esprime la sua vocazione, la formazione ed addestramento dei futuri ufficiali della Marina Militare. I precedenti motti sono stati «Per la patria e per il re», sostituito nel 1946 con «Saldi nella furia dei venti e degli eventi». L'addestramento si svolge attraverso le campagne addestrative. Queste crociere di istruzione, effettuate già 71 volte, avvengono con itinerari diversi. In particolare questa nave scuola si è recata in Nord Europa 37 volte, 20 in Mediterraneo, 4 in Atlantico orientale, 7 in Nord America e 1 in Sud America, e ha circumnavigato una volta il globo. Oltre all'addestramento, in particolare nell'ultimo decennio, ha spesso avuto il compito di ambasciatore sul mare dell'arte, della cultura e dell'ingegneria italiana. È un veliero che mantiene vive le vecchie tradizioni. Le 26 vele sono ancora in tela o lona, le cime sono ancora tutte di materiale vegetale e tutte le manovre vengono rigorosamente eseguite a mano. Ogni ordine a bordo viene impartito dal comandante tramite il nostromo, con il fischietto. Nel 2006, a 75 anni dall'entrata in servizio, ha ricevuto presso l'Arsenale Militare Marittimo della Spezia pesanti lavori di manutenzione, con la sostituzione completa dell'albero di trichetto per sopraggiunti limiti di usura, ricostruito fedelmente all'originale, ricorrendo alle artigianali tecniche dell'epoca, con la sostituzione di alcune lamiere a scafoli chiodate da abili artigiani e la riconfigurazione del locale ausiliari con impianti di recente concezione. Qua dentro abbiamo due tipi di timone, abbiamo un timone vero e proprio, vieni lì, così non ti calci. I timoni veri e propri e la ruota dentata, la ruota storica. Qual è la differenza? Il timone vero e proprio è quello lì, servito idraulicamente. Questo è servito idraulicamente e meccanico. Se dovesse andare in avaria quello, subentra questo. Se è servito idraulicamente, poco importa. Ma se è servito meccanicamente, voi spostare questo 4.000 tonnellate, vi posso assicurare, unico timone, non è semplice. Ecco perché ci vogliono 4 persone da quella parte, 4 di qui, sì, sono 4, e ognuno si regola il proprio timone, la propria ruota, no? Hanno solo sincrono. Ogni 4 giri vale la rotta di 1.2 gradi, quindi se noi dobbiamo passare da 1.50 a 2.40, questi diventano dei criceti dentro le ruote e cominciano a girare all'impazzata. Chiaramente tutto è rapportato agli anni 31, perché questa è roba originale. Chiaramente le radio, quadri elettrici, insomma, sono stati modificati, ma il colore è rimasto identico. In occasione delle Olimpiadi di Roma nel 1960, l'Amerigo Vespucci ha trasportato via mare la fiamma olimpica dal Pireo a Siracusa. Memorabile fu l'incontro nel Mediterraneo con la portaerei statunitense Independence nel 1962, che lampeggiò con il segnalatore luminoso, chiedendo: chi siete?
a cui fu risposto nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana, e la nave statunitense ribatté: siete la più bella nave del mondo.